Bene, grazie a tutti e benvenuti alla 20ª edizione di Caccia Pesca Natura. E diamo subito la parola alla musica al gruppo di corni della Barbadia. Il gruppo di corni della Barbadia, che ormai da alcuni anni ci accompagnano, purtroppo per 3 anni non abbiamo potuto ritrovarci, oggi invece l'abbiamo fatto nel migliore dei modi. Per questa 20ª edizione di Caccia Pesca Natura darei la parola quindi alla presentazione al Presidente Onorevole Teodoro, il dottor Gianangelo Bellato. Grazie mille, ovviamente sarò molto veloce. Intanto ringrazio tutti i presenti visitatori, poi saluto in particolare Silvia Cestari, consigliere regionale, Tony Garello, deputato, Roberto Padin, sindaco di Longarone, presidente della provincia, Cristiano Corazzari, il nostro assessore regionale, Roger Domenech, deputato nazionale. Ma vorrei ricordare anche Franco De Bon, che ha dato una grandissima mano all'organizzazione, e la nostra consigliera di amministrazione di Longarone Fiere, la Chiara Bortolasse, che è stata proprio di recente nominata Presidente nazionale delle donne imprenditrici di Coldiretti. Il numero di persone qua presenti la dice già, non vado a dare tutti i dati precisi, ma devo dire solamente della grande gioia che noi abbiamo, noi, tutti i collaboratori di Longarone Fiere, tutte le persone intorno alle associazioni che ci danno sempre una mano, i soci, perché abbiamo il pieno di tutte le imprese espositrici, abbiamo tantissima gente che stamattina è entrata, e se dall'alba si vede il giorno, saranno 2 giorni intensissimi, ci sono tantissimi convegni, incontri di informazione, quindi come organizzazione, come consiglio di amministrazione, anche come dipendenti di Longarone Fiere siamo felicissimi di questa folta e bellissima partecipazione per questa fiera. Finalmente si torna in presenza e speriamo che sia per sempre. A noi non piace il virtuale. Grazie a tutti. Grazie al Presidente Bellati. Caccia Pesca Natura ovviamente a Longarone è un appuntamento che veramente fortemente voluto sia dal Comune di Longarone che dalla provincia di Belluno. Il Comune di Longarone che ci ospita qui nella fiera, e la provincia di Belluno che da sempre si impegna per questa iniziativa. La parola quindi a Roberto Padrin, Presidente della provincia di Belluno. Buongiorno a tutti, anch'io saluto tutte le autorità. Volevo cominciare questo mio intervento ricordando che alcune ore fa è scomparso Guido De Zordo, che è stato sindaco di Cigliana, consigliere provinciale, presidente del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, una figura che ha lasciato un segno profondo nella comunità bellunese per il suo impegno, la passione con la quale ha portato avanti questi incarichi, e purtroppo la sua morte si unisce a quella pochi giorni di quella di Mimmo D'Adetto e di tanti altri amministratori che in questo inizio di 2022 ci hanno lasciando penso un vuoto importante. Penso che noi che siamo un po' più giovani da queste persone abbiamo imparato tanto sicuramente. Detto questo, io volevo ringraziare Longarone Fiere per aver e continuare a credere nelle manifestazioni fieristiche che vengono organizzate. Caccia Pesca Natura dopo Agrimont, simbolo di ripartenza, ma soprattutto di un mondo come quello della caccia e della pesca che aveva bisogno di un momento di incontro, di ritrovo, di riflessione.
Ringrazio la Regione Veneto che ci ha sostenuto e ci continua a sostenere, e permettetemi un ringraziamento speciale al mio consigliere delegato Franco De Bon, che da mesi sta lavorando con grande impegno per mettere a punto al meglio anche gli eventi collaterali a questa fiera. Grazie a tutte le riserve di caccia della provincia di Belluno che sono qui riunite e che anche loro aspettavano da tanto tempo di rincontrarsi. Poi un saluto speciale, dove dovete permettere, alla mia polizia provinciale, perché è un organo che è un po' bistrattato, perché siamo scesi nel giro di 5 anni da 34 a 20 dipendenti, e questo significa che c'è bisogno veramente di potenziare uno dei fiori all'occhiello della provincia di Belluno, e se vogliamo tutelare e salvaguardare il nostro territorio dobbiamo unirci ai nostri cacciatori, ai nostri pescatori, ma anche ai nostri agenti di polizia provinciale. Detto questo, chiudo ringraziando tutte le aziende che partecipano a questo evento. Un grazie al mondo venatorio, ma anche al mondo della pesca. Qui abbiamo Filippo Sifran che mi rappresenta come presidente dei bacini di pesca. Anche questi sono una grande risorsa, sono una risorsa soprattutto che ha prospettive anche dal punto di vista turistico, che abbiamo il dovere e l'obbligo di sostenere il più possibile. Io non mi dilungo altro, vi ringrazio, vi saluto, mi auguro veramente che siano 3 giorni di fiera belli, con un ultimo passaggio importante. Domani pomeriggio la provincia di Belluno, insieme a quelle di Sondrio e Verbano Cusio Ossola, le 3 province interamente montane d'Italia, si ritroveranno proprio qui a Longarone domani pomeriggio per sancire e rafforzare nuovamente questo rapporto di unità di intenti che noi abbiamo, soprattutto per cercare di far capire al governo che c'è bisogno che quel comma della legge del Rio che dichiara che queste 3 province interamente montane hanno una sorta di specificità e quindi anche dei vantaggi economici siano riconosciuti in maniera concreta, perché la montagna ha bisogno di risorse e noi le sappiamo come utilizzare al meglio. Grazie. Grazie al Presidente della provincia Roberto Padrina. Ha parlato giustamente di pesca, momenti importanti, una grande realtà quella del Bellunese, e quindi direi che la parola va data ora al Presidente della Federazione dei Bacini di Pesca della provincia di Belluno, delle Dolomiti Bellunesi. Grazie a Longarone Fiere, grazie a tutte le autorità presenti quest'oggi. Per noi anche quest'anno è un anno di ripartenza, il fatto di ritrovarci fisicamente qui in questo luogo è molto importante anche per noi, chiaramente i cacciatori ancora di più, perché loro hanno la loro festa tradizionale qui. Quest'anno è un anno importante per noi perché andiamo a scadenza con le concessioni che abbiamo in essere, a fine anno c'è una prospettiva dei cambi importanti. Crediamo che ci voglia la continua collaborazione con gli enti che devono gestire questo settore, in primis la provincia ma anche la regione, e devo dire che in questo momento stiamo avendo dei riscontri importanti. Mi auguro che possiamo trovare un modello organizzativo nuovo, più efficiente, più performante ancora rispetto a quello che è stato in passato la provincia di Belluno, che comunque è sempre stata un esempio a livello nazionale per quanto riguarda la gestione della pesca. Per cui mi auguro che tutto questo possa veramente partire in maniera importante, guardando anche all'esperienza di chi ha già fatto di passi progetti importanti nella provincia di Sondrio. Non mi dilungo di più, ringrazio di nuovo il Barone Fiere, ringrazio gli assessori parlamentari presenti e buona festa a tutti. Grazie al Presidente Filippo Sifran. Ora siamo qui ospiti della 25esima festa del cacciatore, organizzata appunto dai distretti venatori della provincia di Belluno. E diamo quindi la parola a Paolo Tanetti, che ne è il coordinatore. Prego la parola a Paolo.
Vi pregherei innanzitutto un po' di silenzio, perché non facciamo una bella figura. Ho capito io che il panino con la porchetta e la birra sono importanti, ma non facciamo neanche una bella figura con i nostri interlocutori politici che si sono scomodati e ci hanno onorato della loro presenza. Abbiamo messo a fuoco nel convegno a cui molti di voi hanno partecipato le tematiche poste dal nuovo piano politico venatorio, le opportunità che si aprono per una gestione sempre più moderna, sempre più compatibile con l'ambiente e con le esigenze del territorio, della nostra passione che è la caccia. Ma vi pregherei un po' di silenzio nell'ascoltare le parole che saranno proferite dopo di me dall'assessore regionale, perché in quella sede, il convegno di prima, vi abbiamo chiesto alcune aperture e già la Regione tanto ci ha dato nel piano faunistico per avere una continuità di gestione che tanti buoni frutti ha portato in provincia di Belluno, e questo schieramento di trofei è la testimonianza. A questa richiesta di conservazione di un'autonomia che è stata così fruttifera di buone pratiche venatorie, l'assessore ha risposto positivamente e penso che qui lo ripeterà. Quindi ascoltatelo con attenzione, ricordatevi di quello che dice, perché nelle sue parole sta il nostro futuro e il futuro della nostra stazione. Buona festa a tutti! Grazie a Paolo Taglioni. E appunto parlavamo di provincia, ha presentato tanti convegni come quello di questa mattina, animata soprattutto e coordinata con la cura e l'attenzione di un grande professionista del settore che è il consigliere provinciale Franco De Bono. Vedrei quindi un intervento da parte del consigliere e si dirà anche due parole su quello che andremo a vedere in questi giorni qui. Grazie, sarò brevissimo. Allora, visto che prima Paolo Zanetti ha chiesto un minuto di silenzio, allora dicevo, vi anticipo una bellissima notizia: le richieste che la provincia di Belluno ha fatto alla regione riguardante la specificità dello statuto delle riserve alpine di caccia è stato accolto. Una nota arrivata ieri, parlavo con il dottor Salvadori che è qui presente e che ringrazio per averci appunto dato questa soddisfazione, quindi noi potremo continuare in futuro a gestire le nostre riserve alpine con l'organizzazione che era stata prevista a livello addirittura annuale, se non secolare. La seconda cosa è che quest'anno è il 25° anniversario che ci troviamo qui come festa del cacciatore. Le parole chiave che vorremmo porre è ricerca e innovazione. La ricerca, c'è la moglie di Gatti Torna che oggi e domani e dopodomani celebreremo come ricercatore della provincia di Belluno, una serie di iniziative volte appunto ad approfondire gli aspetti scientifici che ci consentiranno poi di adottare dei provvedimenti congrui e difendibili sia davanti a ISPRA sia davanti a qualsiasi ricorso. La seconda è l'innovazione. L'innovazione non è solo quella della lavagna luminosa, scusate, della lavagna elettronica che presenterà domani la riserva alpina di caccia di Longarone o un monitoraggio col drone, ma l'innovazione deve partire da ognuno di noi, rivestendo il nuovo ruolo che ormai la società pretende anche nel mondo dei cacciatori e dei pescatori, quali presidio del territorio e veramente delle sentinelle. Grazie per l'attenzione. Grazie al consigliere Franco De Bono. Oggi vediamo qui tanti vicino a un cantiere, tanto vicino al mondo della caccia e della pesca, e darei quindi anche la parola al nostro grande sostenitore come Gianantonio Garè, europarlamentare. Grazie, buongiorno a tutti, grazie dell'invito, complimenti alla Fiera di Longarone per queste sue manifestazioni di continuità e quindi è segno di vivacità, è segno di presenza sul territorio, di piacere di voler conoscere il territorio di Belluno anche al di fuori della provincia. I complimenti vanno naturalmente per questo tipo di fiera che vede tutte le associazioni ambientaliste e le associazioni venatorie
che devono lavorare assieme a difesa e tutela del nostro territorio montano, soprattutto nella difficoltà che abbiamo adesso e che ha soprattutto la montagna. Dobbiamo affrontare tematiche importanti come quella del lupo, che non bisogna dimenticare. Nessuno lo vuole eliminare, attenzione, ma deve essere sicuramente trovata una soluzione, perché chi vive la montagna e chi lavora nella montagna ha diritto di lavorare e soprattutto di avere un profitto, perché si vive solo con il proprio lavoro. Quindi questo è il mio auspicio che faccio di questa straordinaria fiera, perché effettivamente io faccio parte dell'intergruppo europeo della caccia. La caccia va difesa, perché il cacciatore soprattutto prima cosa è ambientalista, perché se non è un ambientalista non avrà il che di cacciare. Questa è il vero scopo, le finalità. Non ci possono essere contrapposizioni. Le contrapposizioni non si devono fare soprattutto in questo ambiente e soprattutto nella montagna, che è già in difficoltà per se stessa. Grazie e complimenti per quello che fate. Grazie. Diamo subito la parola anche alla Silvia Cestaro, consigliere regionale, che anche lei è ormai una fedelissima di Longarone Fiore. Prego la parola a te, Silvia. Buongiorno a tutti. Io sono una autrice sempre di questi incontri, perché ritengo che sia per il nostro territorio un punto di confronto importantissimo. La montagna, abbiamo detto tante volte, è fragile. Cacciatori e pescatori sono quelli che la conoscono, sono quelli che la vivono e sono i primi baluardi del territorio, sono i primi che fanno le segnalazioni, che lo seguono e lo interpretano anche nei loro cambiamenti. L'hanno fatto quando c'è stato Vaia, prima e dopo, e lo continuano a fare anche adesso. Per questo è tutto quanto il mio ringraziamento e il nostro ringraziamento. E ha ragione Darè quando dice non ci deve essere contrapposizione, perché l'attenzione che il cacciatore e il pescatore ha per il nostro territorio deve essere valutata e considerata anche nel mondo ambientalista. Quindi grazie a tutti quanti voi e alla prossima. Grazie. Ora un altro che ci accompagna ormai da tantissimo tempo e che è veramente vicino anche a Longarone Fiore Dolomiti è ovviamente l'onorevole Roger De Meni. A te la parola, Roger. Grazie, beh, hai detto tantissimo, non vorrei sembrare così vecchio da essere troppi anni che viene, no, a parte le battute, la fiera è sempre un momento molto importante. Tutte le fiere sono importanti in questo momento per dare anche il segno della ripresa, ma permettetemi di dire che per il sottoscritto questa insomma è fra tutte le fiere quella che da un punto di vista anche sentimentale è più importante, visto che insieme a Franco, insieme a tanti colleghi per tanti anni abbiamo esercitato questa che è molto più di un lavoro, che è una vera passione, quasi una missione. E allora in questo senso io dico che per fare tutte le cose che ci siamo detti, cioè tenere insieme in maniera forte il rapporto fra il territorio, la caccia e la pesca, noi abbiamo bisogno di innovare, ma soprattutto di mettere sul tavolo tanta cultura. La cultura faunistica dentro la popolazione, per spiegare cos'è la caccia, per spiegare l'importanza di questa funzione, anche da un punto di vista identitario per una provincia come Belluno. La caccia è un nostro valore, la dico così. Ecco, lo sforzo che dobbiamo fare tutti insieme, lo dico soprattutto, ringrazio per la presenza, in particolar modo l'assessore regionale, proprio quello di far comprendere questo passaggio fondamentale, perché altrimenti le gestioni, hai citato il lupo, potremmo citarne tantissimi altri, se andiamo sugli Appennini ne citiamo altri di selvatici che magari sono in contraddizione con la gestione agricola. Ecco, se noi non eleviamo il livello del dibattito culturale rispetto a questi temi, non riusciamo a portare a casa i risultati normativi e giuridici che ci servono per mantenere questa che è un fattore di identità per la nostra provincia, ma per l'intero patrimonio della fauna e della pesca del territorio italiano. E in questo senso, lo dico a livello centrale, si è aperta anche una grossissima riflessione sul fronte della vigilanza in campo ambientale, per creare quei meccanismi, lo dico perché alcune riforme obiettivamente hanno creato insomma delle disfunzioni, li dico così, per creare finalmente anche
un servizio di vigilanza efficace sul territorio e dotarlo del personale sufficiente, perché sappiamo che oggi in tutto il territorio italiano su quel fronte c'è un problema anche numerico oltre che di organizzazione. Allora in questo senso, lo dico soprattutto alla Regione, ma a tutti gli amici che sono qui e si tavolo insieme a me, c'è la mia piena disponibilità a lavorare per portare a casa dei risultati a vantaggio del nostro territorio, per difendere la nostra cultura, le nostre identità, ma soprattutto, come dicevo, il nostro splendido territorio. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie. A testimonianza di quanto sia vicino l'assessore Corazzari e abbia a cuore il territorio bellunese, la provincia di Belluno, per la caccia ma anche per la pesca, lui mi fa un video che abbiamo avuto modo di montare in occasione appunto della sua visita ai centri ittici sperimentali, e qui ritorniamo a quell'innovazione della ricerca di cui parlava anche Franco De Bon, no? Di Como e di Bolzano Bellunese. Vi lanciamo quindi questo video, magari qui si sentirà dagli inquilini davanti, ma a casa che siamo in diretta. È una specie di interesse conservazionistico per la quale l'Europa ha disegnato dei siti di interesse comunitario soprattutto in provincia di Belluno, cioè delle aree dove viene tutelato questa specie tutelando l'ambiente. Una delle misure di tutela di questa specie è anche l'emissione di materiale giovanile certificato che vada a subire a tutta una serie di problematiche che investono i corsi d'acqua. Sicuramente si è trattato di una visita interessante ed opportuna. Si tratta di due centri d'eccellenza a livello provinciale ma anche a livello veneto per la produzione della trota marmorata. Ricordiamo una specie autoctona del nostro territorio, delle nostre montagne bellunesi, che grazie a queste strutture può essere reimmessa nei corsi d'acqua, e questo naturalmente per finalità di pesca sportiva ma anche nell'ambito di quello che è un concetto di riequilibrio ambientale e naturalistico. Ritengo che il lavoro che viene fatto sia sicuramente interessante e anche necessario. Rispetto a questo tipo di impianti occorrerà continuare ad investire. La Regione del Veneto si è già attivata attraverso una delibera della fine del 2021 che destina 2 milioni di euro proprio alla capacità di reintrodurre le specie ittiche, la fauna ittica nell'ambito dei corsi d'acqua che sono stati devastati dalla tempesta Vaia. Qui a Como noi abbiamo ricreato uno spazio particolare per la riproduzione della trota marmorata DOC certificata sotto tutti i punti di vista genetici. In questo impianto facciamo la riproduzione, le spremiture, la riproduzione e la produzione per tutto quello che riguarda la provincia di Belluno e la provincia di Treviso. Abbiamo la possibilità di avere degli esemplari certificati geneticamente ormai da diversi anni e riusciamo di mettere molto materiale all'interno delle nostre acque. I progetti prossimi saranno quelli sicuramente di potenziare gli impianti, sia quello di Como che quello di Bolzano Bellunese, dove dovremo arrivare in prossimo futuro. Quindi non riusciamo a sentire l'audio come si dovrebbe con questo impianto. Bene, detto questo, passerei quindi la parola all'assessore regionale Cristiano Corazzari. Io cercherò di essere breve, ma
perché molte cose sono state già dette bene da chi mi ha preceduto. Io ho il piacere di portare un saluto istituzionale e un ringraziamento da parte della Regione del Veneto, della Giunta regionale, del Presidente Luca Zaia. Mi complimento veramente con Longarone Fieri, con il Presidente Bellati, con tutto il suo staff per l'organizzazione di questa importante realtà fieristica, di questa manifestazione, perché ce n'era bisogno, hanno fatto un grande lavoro e i risultati li stiamo vedendo per la grande partecipazione. Un segnale di ripresa che anche questo mondo chiede fortemente. Certamente poi è anche l'occasione per riflettere, per trattare, per confrontarci su tematiche importanti. Io ricordo sempre l'importanza fondamentale, insostituibile che hanno i nostri cacciatori e i nostri pescatori. In Veneto abbiamo circa 70.000 pescatori sportivi e circa oltre 30.000 cacciatori che svolgono un ruolo fondamentale, insostituibile nella cura, nella gestione del territorio, nella cura, nella custodia e nella gestione del nostro patrimonio faunistico. Noi come Regione potremo anche scrivere le migliori leggi, lo Stato potrà scrivere delle norme perfette, ma se non c'è poi nessuno che le attua materialmente, che va sul territorio, ebbene queste rimangono lettera morta. E quindi dobbiamo ricordare il ruolo che ha questa collaborazione, queste persone che con il loro volontariato, la loro passione, riescono a costruire quell'anello fondamentale per dare attuazione alle politiche di gestione e quindi per preservare il nostro ambiente. È stato detto prima che i cacciatori sono i primi ambientalisti, sono i primi interessati alla sostenibilità, questo concetto di sostenibilità di cui tutti si riempiono la bocca, ma che poi non ha un significato concreto se non viene attuato in fatti, in atti. E quindi la vera sostenibilità sia solo con l'intervento sapiente dell'uomo. Laddove non c'è l'opera dell'uomo, non esiste la naturalità, non esiste l'ambiente incontaminato, esiste solo l'abbandono integrale. Quello che purtroppo stiamo vedendo in molte parti del nostro territorio, e questa è la fragilità della montagna, va ricordata. E quindi i nostri migliori alleati sono i cacciatori, sono i pescatori per contrastare il bracconaggio, per riuscire a gestire le risorse ittiche e faunistiche, per riuscire a generare quel virtuoso rapporto tra uomo e ambiente fatto da chi l'ambiente lo vive quotidianamente e lo conosce, attraverso anche una formazione che noi forniamo come Regione e che viene sostenuta anche dalle risorse del mondo della caccia e della pesca. Non dimentichiamolo mai che queste persone pagano di prima persona e mettono a disposizione le risorse direttamente in questo ruolo fondamentale, in questa funzione che riguarda tutta la comunità, perché la custodia del territorio poi si ripercuote anche sui cittadini, anche su persone che vivono in ambienti del tutto lontani. Di questo devo fare un ringraziamento poi anche alle nostre polizie provinciali, ai carabinieri forestali, a tutti gli operatori che con grande fatica, con situazioni di scarsità di organico, con situazioni anche di difficoltà organizzativa data da riforme sbagliate e catastrofiche come quelle che riguardano le province, si trovano nonostante tutto ad operare e lavorare quotidianamente con un ruolo di coordinamento e di azione fondamentale, insostituibile. Quindi quello che noi vogliamo far capire, soprattutto a quella parte del mondo che vede il cacciatore o il pescatore come un soggetto predatore che non ha nessun interesse nei confronti della natura, che questo è un messaggio sbagliato, che dobbiamo essere assieme invece per portare avanti quelli che sono degli obiettivi, che sono obiettivi comuni del mondo ambientalista come del mondo venatorio e del mondo della pesca.
e che la Regione vuole portare avanti insieme a tutti perché sono nell'interesse di tutta la nostra comunità. Dobbiamo fare un grande lavoro di comunicazione, di educazione, di trasmissione di un messaggio vero, di buona politica che non riguarda un colore politico, ma riguarda il buon senso che ci hanno insegnato i nostri nonni, che spesso erano cacciatori, che sul terreno, che sul territorio ci vivevano e lavoravano. E chi più di loro può conoscere quelle che sono le esigenze? Guardate che quello che accade oggi è esattamente un ambientalismo da salotto che porta a disastri in tutta la regione, non solo la montagna. Io vengo dal Polese, noi abbiamo problemi con la fauna selvatica come ne avete voi a Belluno, con il cinghiale, con il lupo. Noi viviamo il dramma della nutria che crea dissesto idraulico, che crea rischi di inondazioni, che crea pericoli per la vita degli agricoltori. La stessa cosa succede per il cinghiale, per altre specie nocive. Il tema del lupo è un tema di fondamentale importanza di cui i nostri governi devono prendere veramente responsabilità, perché bisogna dare con l'approvazione finalmente di un piano nazionale di gestione del lupo gli strumenti alle comunità per intervenire laddove serve intervenire. Se non ci sono strumenti, le norme e i principi, anche quelli belli, rimangono, come dicevo prima, lettera morta, ma si arriva a quei casi in cui si vede la fauna selvatica entrare nei centri cittadini, creare incidentalità e creare problematiche ancora più gravi. Pensiamo a quello che sta succedendo con la peste suina, che può mettere un ginocchio un settore importantissimo anche dal punto di vista economico e occupazionale come quello della macellazione e della vendita delle carni suine. Ecco, questo per dire cosa? Che oggi noi come istituzioni dobbiamo dare un buon esempio di applicazione del lavoro di squadra e del buon senso, cercando di utilizzare bene le risorse che abbiamo, e il mondo della caccia con le persone formate è la prima risorsa che abbiamo, cercando di mettere in condizione gli operatori, le polizie provinciali e tutti gli operatori, anche dal punto di vista amministrativo, i nostri uffici, di lavorare con delle norme chiare, con delle catene di funzionamento che siano semplici e che permettano di attuare le norme. Questo è un impegno che cerchiamo di portare avanti. Come Regione finalmente abbiamo provato questo piano faunistico venatorio che da decenni ormai aspettavamo, da più di 10 anni, vogliamo che sia la base per costruire le politiche sulla caccia che serviranno ai nostri territori, alla nostra regione per il futuro. Noi abbiamo introdotto dei bei principi, ora dobbiamo attuarli, lo possiamo fare solo se lavoriamo tutti insieme. Chiudo dicendo il concetto di sussidiarietà è sacro e quindi la Regione guarderà sempre con spirito di collaborazione ai territori e in particolar modo al territorio montano, alla provincia di Belluno. Grazie a tutti e buona festa del cacciatore! Grazie all'assessore Colascari. Vi invitiamo tutti al rinfresco organizzato dalla Provo qui al nostro fianco.